Non è difficile, naturalmente, appassionarsi a Venezia, alla sua storia, alle sue storie. Io ho iniziato fin da quando ero ragazzo, raccogliendo le storie della tradizione orale, in maniera molto naturale, mi appartenevano, appunto perché mi venivano narrate, e poi le ho via via inanellate nel corso di diversi anni di studio e le ho trascritte prima che andassero perdute perché erano storie che riguardavano la tradizione orale e non stavano scritte da nessuna parte. Questo è parte del grandissimo fascino di Venezia che riguarda moltissimi altri aspetti, non ultimo i graffiti, perché Venezia è città scritta da secoli e città capace di narrarsi, autonarrarsi e di narrazioni anche altre. Con l'andare del tempo mi sono appassionato proprio anche alla storia della città e la storia della città riserva tantissimi aspetti pazzeschi. È una città che ha una bella storia riguardo alle donne, è una città che ha una bella storia rispetto a un'idea non certo democratica ma sicuramente elettorale che dura più di un millennio, è una bella città che racconta molto rispetto a mondi altri da conoscere e da scoprire. Se noi abbiamo l'idea dell'archetipo del mercante viaggiatore che è Marco Polo, non dobbiamo dimenticare che nel corso dei secoli fino al Novecento moltissimi sono stati gli esploratori veneziani, i cartografi, i geografi, persone che hanno fatto della scoperta del viaggio verso l'ignoto il loro scopo di vita. Sono stati coraggiosi, indomiti, hanno fatto sì certo anche per denaro, ma soprattutto per sete di scoperta. Ed è bellissimo riunirli tutti in un unico volume e vederli lì tutti assieme lungo lo scorrere dei secoli. Rispetto alle mie personali esperienze di viaggio, io non posso certo paragonarmi a nessuno di loro, mi piace viaggiare, ho fatto diversi viaggi, tra gli aneddoti che posso raccontare c'è questo, che in Guatemala, sul finire degli anni 90, partecipavo a un progetto di cooperazione nel quale peraltro era coinvolto il comune di Venezia e mi trovai a viaggiare su un piccolo aereo di quelli da pochi posti, da 3-4 posti, che non aveva i sedili, che non aveva la chiusura, si chiudeva con un fil di ferro, che non aveva i comandi. Quando io ho detto, vabbè, se succede qualcosa alla persona che ci sta portando, prendo io il comando dell'aereo, ma su tutto il cruscotto, non saprei come altro definirlo, non c'era nessuna segnalazione, solo spie e freccette.